Nuovo capitolo, anzi più d'uno, nella vicenda dei cori razzisti indirizzati a Mario Balotelli durante l'incontro di domenica tra la squadra di casa dell'Hellas Verona e il Brescia. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori sviluppi. Partiamo dalla mozione presentata da 5 consiglieri comunali di Verona, 3 della Lega e 2 rispettivamente della lista civica del sindaco Sborina e di Fratelli d'Italia, con la quale chiedono al comune di intraprendere vie legali nei confronti del giocatore del Brescia e di chi ha diffamato la città scaligera. Non è accettabile, si legge nella mozione, che Verona sia messa sul banco degli imputati, pur quando, come in questo caso, non è successo nulla. Intanto il sindaco ha regalato attraverso le Iene un pallone autografato a Mario Balotelli. Nelle ultime ore è poi arrivata la decisione del Verona Calcio, che ha adottato nei confronti del capo ultras giallo-blu Luca Castellini la sospensione di gradimento, per lui niente stadio fino al 2030. Si legge in una nota ufficiale della società che la misura interdittiva è proporzionata alla gravità dei fatti, essendosi trattato di un comportamento basato su considerazioni gravemente contrarie a quelle che contraddistinguono i principi etici del club. Parallelamente arriva anche la decisione del giudice sportivo, che ha disposto un turno di chiusura per il settore poltrone est dello stadio di Verona, dal quale sono partiti domenica scorsa i cori. Intanto le indagini sulla vicenda vanno avanti, come conferma il prefetto del capoluogo scaligero Giovanni Cafagna. La Digos sta lavorando alacremente, ha spiegato, e si stanno visionando tutti i filmati delle videocamere di sorveglianza nello stadio. Si stanno anche visionando i filmati che sono stati pubblicati negli ultimi giorni sui vari siti web. Sulla vicenda è intervenuto anche il governatore Zaia. Chi va fuori dai binari deve essere punito. Però, ripeto, non ho sentito i cori. E se da un lato c'è l'antisemitismo, dall'altro c'è un nascente problema a livello non solo europeo ma direi internazionale, dall'altro è pur vero che tutti quelli che aprono la bocca non possono essere catalogati in questa categoria. C'è anche qualcuno che l'apre e non si rende conto di cosa dice. Intanto la trasmissione Radio Caffè, che ieri aveva contattato il capo ultras Castellini, è tornata sul caso, interpellando questa volta l'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini. Perché vedi, io faccio una differenziazione. Perché nessuno insorge quando uno stadio perseguita con offese, eccetera, giocatori di razza bianca. Quindi c'è un razzismo al contrario da un certo punto di vista. Sì, cioè io credo che il Padre Eterno abbia creato le 5 razze, sono tutte sullo stesso piano. Cioè, ci sono